benvenuti a questa conferenza, che tra l'altro è l'ultima conferenza della classe di scienze per questo semestre. Concludiamo con una relazione da parte di un collega che conosco da tanti anni, anche se poi si è allontanato da Genova, il professor Carlo Tacchetti, è professore di anatomia umana ed è diventato ordinario in anatomia umana all'Università di Genova, dove aveva creato anche un bellissimo centro di microscopia elettronica. Non so poi che fine abbia fatto, ma non entriamo nei particolari. Adesso è all'Università Vita e Salute del San Raffaele, è direttore del dottorato di ricerca in medicina molecolare e direttore di un centro sull'intelligenza artificiale. Ci parlerà appunto di intelligenza artificiale in medicina dal cloud al letto del paziente. Uno dei problemi attuali più importanti è quello di riuscire a elaborare e a utilizzare la grande massa di dati che si ottengono con le varie tecniche che via via vengono implementate e che vengono usate anche in medicina. Io direi che lasciamo la parola al professor Tacchetti e lo ascoltiamo con interesse. Grazie comunque di essere qua. Grazie. Allora, mi hanno detto che mi devo mettere qua e io eseguo gli ordini pedissequamente. Allora, intanto ringrazio il professor Pestarino e ringrazio voi per essere qui, e per me ovviamente sempre un piacere e anche un onore ritornare a Genova e presentare le attività che sto svolgendo al San Raffaele di Milano. Quello che vorrei fare oggi è cercare di rispondere a 3 domande. Perché ci serve l'intelligenza artificiale in medicina? Cosa serve per implementare l'intelligenza artificiale in medicina? E che cosa abbiamo fatto al San Raffaele per rispondere alle prime 2 domande? Tuttavia vorrei cominciare parlando di tutt'altro, vorrei parlarvi di orologi meccanici. Io, come dicevo prima a Fiorella Ranieri e a Mario, ho nel corso degli anni preso un diploma da orologiaio. Quando mi hanno letteralmente buttato fuori dal laboratorio i ragazzi, perché io cominciavo gli esperimenti e non li riuscivo a finire, a un certo punto un giorno sono entrato in laboratorio e i ragazzi mi hanno detto: vai a giocare da un'altra parte perché qui ci abbiamo da fare. Perché ovviamente io gli lasciavo gli esperimenti a finire e loro già avevano i loro, e quindi in mancanza di manualità mi sono dedicato all'orologeria. Che vantaggio ha l'orologio meccanico? L'orologio meccanico è di fatto un insieme di ingranaggi che sono organizzati e disegnati in maniera tale da interagire tra di loro per far sì che le lancette si muovano entro un preciso arco temporale. Se un ingranaggio si rompe, io posso sostituirlo con un altro ingranaggio identico e l'orologio riprende a funzionare esattamente come prima. Posso ripetere questa operazione tante volte e ogni volta io avrò un successo pari al 100%. Posso graficare questo successo al 100% su un grafico come questo, un istogramma, e avrò esattamente tutte le barre al 100% di successo. In pratica è come se compiessi la stessa operazione ogni volta che io sommo 2 numeri uguali, 2 più 2, tra di loro, io otterrò sempre lo stesso risultato, 4. Ora, il problema è che io di base sono un medico, sono un oncologo, mi occupo di ricerca sul cancro, e nel campo della medicina in genere, e ancor più dell'oncologia, 2 più 2 non fa mai 4. 2 più 2 fa più o meno 4 con una margine di errore che dipende da tutta una serie di eventi, ovviamente la bravura del medico, ma soprattutto la capacità di acquisire i dati, integrarli per poter fare una diagnosi, una prognosi e definire una terapia corretta per il paziente. Vi faccio un esempio. Se io prendo un particolare tipo di tumore al polmone, si chiama tumore non a piccole cellule, l'acronimo è quello lì, e nell'ambito dei tumori non a piccole cellule prendo un sottogruppo di tumori non a piccole cellule che esprime una proteina che si chiama PDL1. Ora, PDL1 fa una cosa molto semplice, semplicemente dice al sistema immunitario non attaccare il tumore, lasciarlo crescere, quindi inibisce il sistema immunitario, il paziente si ritrova senza difese immunitarie.
La fortuna è che noi abbiamo una terapia specifica, un farmaco con un nome strano, si chiama pembrolizumab. Comunque abbiamo un farmaco che è in grado di attaccare direttamente quella proteina. Quando noi somministriamo questa terapia, quella proteina viene inibita, il sistema immunitario attacca il tumore del paziente e lo distrugge. Ora capite bene che abbiamo un sistema perfetto, abbiamo lo stesso tipo di tumore, lo stesso tipo di target terapeutico e lo stesso tipo di terapia, quello che tutti ci aspetteremo, un 100% di risposta in pazienti che sono apparentemente uguali. Invece la realtà è che il nostro istogramma non è più come quello che vi ho mostrato per gli orologi, ma risponde meno del 45% dei pazienti. E allora la domanda è: perché non risponde il 100% dei pazienti? Che cos'è che non avanza? Perché non risponde il 100% dei pazienti? Beh, la risposta è molto semplice: non siamo orologi meccanici. A differenza degli orologi meccanici, di cui conosciamo esattamente, perché li abbiamo disegnati noi, tutti in meccanismo, noi di come funziona il corpo umano, dovrei andare avanti di una però, adesso sì, del corpo umano noi conosciamo solamente una frazione delle attività e di come si comporta e come funziona il corpo umano, e ancor meno noi sappiamo di come funzionano le malattie, di come si evolvono alcune malattie. Quello che voglio dire è che non è che non siamo in grado di misurare alcune variabili, noi non sappiamo neanche che esistono, ci sono variabili che non sappiamo neanche che esistono, il che vuol dire che la nostra capacità di predizione è ridotta. Quei pazienti che io consideravo tutti uguali non lo sono, perché probabilmente ci sono delle variabili che io non conosco che li rendono diversi l'uno dall'altro. E queste variabili possono essere di diverso tipo, possono essere legate alla lesione stessa, al tumore, possono essere legate all'ambiente in cui il paziente vive. Vi faccio un esempio. Se io guardo l'overall survival, quindi la sopravvivenza totale di un paziente malato di tumore che vive a 10 km da un centro di riferimento oncologico, la sua sopravvivenza è più bassa, la probabilità di sopravvivenza è più bassa rispetto a quella di un paziente che vive a ridosso di un centro di riferimento oncologico per quello specifico tumore. La presenza di un'assistenza familiare o di un'assistenza domiciliare impatta nello stesso modo positivamente. Quindi vuol dire che ci sono fattori ambientali che noi dobbiamo considerare. Ci sono poi altri fattori. Un paziente può avere altre malattie concomitanti. Un soggetto diabetico non risponderà a una terapia antitumorale come un soggetto non diabetico. Le terapie che i soggetti hanno per le patologie concomitanti impatteranno su una risposta terapeutica. Quindi dobbiamo considerare tutta una serie di altre variabili. In pratica quello a cui stiamo assistendo adesso è un cambio di paradigma. Noi siamo stati addestrati all'università e poi nella pratica successiva a curare malattie. Ora vi dirò una cosa che vi sembrerà strano, ma dalla cura della malattia, cioè identifico una patologia e cerco di curare quella patologia, noi stiamo passando alla cura del paziente, perché quello di cui ci stiamo rendendo conto è che soggetti con patologie apparentemente identiche non rispondono allo stesso modo. E questo è alla base di quello che noi chiamiamo la medicina di precisione. Cioè in questo momento noi dobbiamo sviluppare capacità di diagnosticare, prognosticare e sviluppare e promuovere terapie per specifici individui affetti da una specifica patologia. Ora, su che cosa si è basata la nostra capacità di fare diagnosi, prognosi e terapia? Fondamentalmente su 4 pilastri. I 4 pilastri su cui si basa l'attività di un medico sono l'attività clinica, quindi i dati clinici, la visita medica, l'anamnesi e tutto il resto, dati di imaging, quindi la radiologia, dati di anatomia patologica e dati di laboratorio. Questi dati ci hanno portato ai livelli che abbiamo noi adesso di precisione. Tuttavia abbiamo bisogno di altri dati e nell'ambito di questi 4 pilastri si sono sviluppate tecnologie che generano dati digitali che sono in grado di incrementare le nostre conoscenze in uno specifico ambito. Per esempio in anatomia patologica io di un specifico tumore adesso ho n marcatori che posso identificare che mi consentono di discriminare un tumore
di un certo tipo da un altro tumore che è apparentemente identico ma che sviluppa marcatori diversi. E questo vale per tutti e 4 gli ambiti. Per cui dai dati siamo passati a quello che viene chiamato il big data, tuttavia adesso dobbiamo fare un ulteriore salto. Dobbiamo trasformare questi big data in smart data. Le scienze che hanno ricavato molti dati molecolari da quei 4 pilastri prendono nel loro complesso il nome di scienze omiche, la genomica, la proteomica, la metabolomica, eccetera. Cioè andiamo a prendere per esempio tutto il genoma umano, lo analizziamo e vediamo che differenze ci sono tra un individuo e l'altro. Prendiamo quelli che sono i geni attivi espressi in un particolare tumore e andiamo a vedere in che modo sono diversi da un tumore che è apparentemente identico, eccetera. Ma tutti questi dati servono soprattutto a caratterizzare la lesione, cioè quello che il tumore ha di diverso tra un paziente e l'altro, ma non tengono conto delle differenze tra gli individui, che vi ho detto dipendono anche da fattori ambientali, eccetera. Quindi noi a quei dati lì dobbiamo aggiungere altri dati, che sono dati che riguardano i dati anamnestici, lo stile di vita, le comorbidità con le terapie, le complicazioni, la farmacogenomica, eccetera. Noi abbiamo gran parte di questi dati. Vi dico solo che il San Raffaele, l'ospedale San Raffaele, ha 1,5 milioni di accesso pazienti l'anno, quindi potete immaginare, è un ospedale generalista, la quantità di dati che abbiamo. Tanto è vero che se io guardo la quantità di dati totali in ambito sanitario presenti in quella che si chiama la Global Data Sphere, cioè tutti i dati mondiali di qualsiasi ambito dello scibile umano, l'ambito che ha la maggior crescita annuale, 36% di incremento annuo di dati digitali, è proprio l'ambito dell'healthcare, molto più dell'industria, dei servizi finanziari, dell'intrattenimento, dell'informazione, eccetera. Quindi c'è una crescita impetuosa di dati digitali in ambito di healthcare. Il punto è come possiamo analizzare questi dati. Ora, un oncologo ha 20 minuti codificati dalla regione per vedere il paziente, analizzare i dati, fare la diagnosi e dare una terapia. Questi sono i tempi standard. Capite bene che in 20 minuti io non ho la possibilità di analizzare tutti i parametri che mi servono per discriminare al meglio le forme diagnostiche, una diagnosi, una prognosi e una terapia. Quindi ho bisogno di un supporto e possiamo analizzare questi 2 dati in 2 modi. O usiamo i piccioni o usiamo l'intelligenza artificiale. Allora, analizziamo la prima soluzione. Questo è un piccione che è stato addestrato per riconoscere vetrini di anatomia patologica di un tumore alla mammella rispetto a un vetrino invece di una mammella normale. Quando riconosceva adesso non mi ricordo più chi era, giallo e blu, ma insomma facciamo conto che blu era il vetrino normale, giallo il vetrino patologico, lui se vedeva un vetrino patologico beccava sul giallo, se vedeva un vetrino normale beccava sul blu. È una tecnica di rinforzo pavloviano. Se ci azzeccava, come si dice a Napoli, gli veniva fornito il becchime. Vi direte sì vabbè, ma che tasso di successo ha? Pari al 90%, ok? Quindi capirete bene che la mia soluzione è mettiamo una piccionaia in ospedale e risolviamo il problema. Poi per una serie di problemi non me l'hanno fatto fare, diciamo così, e quindi abbiamo deciso che l'intelligenza artificiale era la soluzione alternativa. Ora io so che avete avuto una serie di conferenze di intelligenza artificiale, non sono io la persona più adatta a darvi una overview dell'intelligenza artificiale, ma diciamo che l'intelligenza artificiale è un insieme di diversi approcci tecnologici che ci consentono, dal machine learning al deep learning al generative AI, di analizzare grosse quantità di dati cercando di predire da queste grosse quantità di dati qual è la migliore soluzione, quali parametri nell'ambito di quelli che ho fornito forniscono le migliori informazioni per discriminare una determinata popolazione di pazienti per quello che riguarda noi in ambito medico. Quindi io fornisco una serie di dati, utilizzo una serie di tecniche, noi le utilizziamo tutte quante, ripeto, poi se volete dopo entriamo nel dettaglio, ma al momento mi serve solo dire che è uno strumento, questo, che mi permette di analizzare dati e ovviamente con questo io posso probabilmente rispondere alle domande, posso individuare quale paziente risponderà o no alla terapia per il tumore al polmone prima di dargli la terapia.
Allora, prima di tutto vi devo dire perché io voglio rispondere a questa domanda. Beh, i motivi sono almeno 3. Quando io fornisco una terapia a un paziente e il paziente non risponde a quella terapia, io gli effetti collaterali glieli ho dati comunque. Quindi a quel paziente sto dando una terapia che non giova alla patologia del paziente, ma gli ha fornito effetti collaterali, quindi lo sto danneggiando. Punto secondo. Noi come Italia abbiamo deciso di essere un paese di compratori, noi non sviluppiamo terapie avanzate, quindi le compriamo da fuori e questo è uno sbilancio importante che noi abbiamo. Un ciclo di terapia con febbrolizumab per un paziente supera i 100.000 euro, quindi vuol dire che io al 55% dei pazienti sto dando un elevato costo che grava sul sistema sanitario nazionale, che noi per fortuna abbiamo pubblico, senza ottenere un beneficio. Terzo, se io non identifico i pazienti che non rispondono alla terapia, non posso testare terapie alternative. Quindi se io so che un paziente non risponderà, su quel gruppo di pazienti che non risponde posso tentare terapie alternative o chiedergli di far parte di studi clinici in cui andiamo a creare, a sperimentare terapie alternative. Al momento io scopro che il paziente non risponde quando è troppo tardi. Okay? Quindi questa era una pubblicità quando lavoravo in America tra McDonald's e Wendy's. Wendy's aveva fatto questa pubblicità con queste 3 vecchiette che guardavano l'hamburger di McDonald's e dicevano "Where is the beef?". Il punto è: ho i dati, ho il sistema per analizzare i dati, l'intelligenza artificiale. La mia domanda è: ma perché quando io entro in ambulatorio con un paziente davanti non ho un tasto rosso da schiacciare che mi dice questo paziente risponderà o non risponderà? Noi in questo momento soluzioni di intelligenza artificiale di tipo predittivo, e ripeto predittivo prognostico e di risposta terapeutica, non ne abbiamo. E per dimostrarvi questo ho fatto il mese scorso, in occasione di una presentazione che dovevo fare in occasione dei 60 anni di ricerca del professor Cancedda, mi ero fatto una ricerca sulla Banca Nazionale, la National Library of Medicine americana attraverso PubMed. Ho messo 2 parole chiave: intelligenza artificiale e medicina. Quello che è venuto fuori è che dal 1995 al 2025 ho circa 120.000 pubblicazioni scientifiche, un sacco di roba, ma anche un sacco di investimenti. Okay? Quindi io mi aspetterei da 120.000 pubblicazioni un buon numero di soluzioni. Poi sono andato nel sito dell'FDA, del Food and Drug Administration americana, e ho detto: ma quante soluzioni approvate ci sono che utilizzano intelligenza artificiale o machine learning e sono applicate in medicina, quindi approvate? 950 nello stesso periodo di tempo. 120.000 pubblicazioni, solo 950 device, e di questi 950 il rosso che vedete sono di tipo diagnostico, quasi tutto nell'ambito dell'imaging, quindi della radiologia, che è il campo dove l'intelligenza artificiale è stata sfruttata al meglio per poter ottenere il massimo dei parametri utili dall'analisi di un attacco o di una risonanza. Quindi vuol dire che noi stiamo fallendo, e non solo stiamo fallendo, stiamo buttando un sacco di soldi, perché quelle 120.000 pubblicazioni sono finanziamenti che sono stati utilizzati. Allora, che cosa abbiamo fatto noi a questo punto al San Raffaele? Io e Antonio Esposito, che è questo giovane signore qua, professore ordinario di radiologia, 44 anni, ma parecchio in alto, diciamo, cammina parecchio in alto in termini di capacità. Durante il periodo Covid, all'inizio del Covid, se voi vi ricordate, noi avevamo pochissime conoscenze su che cos'era il Covid, come si sviluppava una patologia Covid-19, eccetera. All'epoca il San Raffaele è stato l'unico ospedale privato italiano che ha chiuso completamente per ricoverare solo pazienti Covid. Abbiamo ricoverato 22.000 pazienti. Aver ricoverato 22.000 pazienti significa, per un ospedale privato, non aver ricoverato pazienti con altre patologie che sono la fonte di guadagno dell'ospedale. Quindi noi avevamo 2 problemi, uno relativo ai pazienti e uno relativo al fatto di cercare di liberare posti letto. Non tutti considerano che quelle che sono state le morti legate al Covid, noi dobbiamo aggiungere le morti dei pazienti
oncologici, cardiovascolari, diabetici, eccetera, che non hanno ricevuto in quel periodo adeguate cure perché erano assolutamente gli ospedali non erano accessibili, in particolar modo l'ospedale San Raffaele. Quindi la domanda che con Antonio ci siamo posti è: ma noi possiamo trovare un sistema che in 30 minuti dall'arrivo del paziente in pronto soccorso, ma perché 30 minuti? Perché se un paziente sta infetto, sta in un reparto di pronto soccorso, a contatto con altri pazienti dove magari qualcuno ha una infezione più bassa, cioè lì è un crogiolo di superinfezione. Quindi in 30 minuti noi volevamo che il paziente arrivasse in pronto soccorso e in 30 minuti dicevamo: tu te ne vai a casa e a te ti ricoveriamo. Come? Cercando di predire quello che sarebbe stato l'evoluzione della malattia. Noi all'epoca lo scoprivamo dopo, ricoveravamo pazienti che non necessitavano il ricovero semplicemente perché non sapevamo capire come si sarebbe sviluppata quella patologia, e ricoveravamo invece pazienti che avevano bisogno di ricovero, addirittura avevano bisogno di una terapia intensiva. Allora, per far questo avevamo contatti con Microsoft perché lavoravamo già nell'ambito dell'imaging radiologico nello sviluppo di alcuni di quegli approcci di cui vi ho parlato prima, presenti nella diagnostica, in particolar modo con Veronica Jager. Veronica Jager era all'epoca il capo di tutta la Microsoft Europa Healthcare dell'ambito sanitario. Io la chiamai e dissi: guarda Veronica, siamo nella blatta, noi vorremmo fare questa cosa, ci date una mano? E loro dissero: certo, vi diamo una mano. Ci hanno messo a disposizione un gruppo negli Stati Uniti, un gruppo in Europa e un gruppo in Italia, più 2 aziende partner di Microsoft presenti sul territorio, e nel giro di 8 mesi, partendo da questi dati che vedete qui, che rappresentano tutti i dati che presi singolarmente mappavano su pazienti che avevano una forma grave, avrebbero avuto una forma grave o una forma lieve di malattia, ma non esisteva nessuno studio che integrasse tutti questi dati insieme. Quindi nel giro di 6-8 mesi quello che noi abbiamo fatto, abbiamo analizzato tutti quei dati usando tecniche di intelligenza artificiale, abbiamo tirato fuori 5 parametri, 3 facilissimi da ottenere: età, sesso e saturazione di ossigeno, 5 minuti dall'arrivo del paziente in pronto soccorso; 2 parametri derivati dalla TAC torace di un paziente. Io e Antonio, per essere sicuri dei tempi, ci siamo fatti delle TAC da soli e ce le siamo cronometrati, 8 minuti cronometrati da entrata all'uscita del paziente dalla TAC, quindi avevamo tutti i margini di tempo. Il problema è che per sviluppare questo modello il nostro goal erano 30 minuti, tutti gli esami di laboratorio non li potevamo considerare perché un esame di laboratorio non lo ottieni in 30 minuti. E questi sono alcuni degli errori che i 120.000 pubblicazioni di cui vi ho parlato fanno. Cioè, se tu non precisi bene qual è il tuo goal, il modello, per quanto performante, non è applicabile. Un radiologo non fa un referto in 30 minuti. Per cui abbiamo dovuto sviluppare delle tecniche di intelligenza artificiale che estraessero i 2 parametri che noi avevamo individuato automaticamente dalle immagini mentre il paziente faceva la TAC. Questo ci ha portato poi a sviluppare un'app sul cellulare e una interfaccia grafica che ora vi faccio vedere per il medico, tutto comandato a voce perché non volevamo che si toccasse niente con le dita all'interno di quei reparti, per cui quando il paziente arrivava, dopo 30 minuti dava i suoi dati, andava a fare l'attacco, entro 30 minuti il medico riceveva un alert sul cellulare che gli diceva: questo paziente svilupperà una forma grave, talmente grave che devi prenotargli un posto in terapia intensiva da qui a 1 settimana, 10 giorni, o una forma lieve, o una forma intermedia per cui lo ricoveri ma probabilmente non ha bisogno di terapia intensiva. A calcoli fatti avremmo ridotto del 27% i ricoveri in quel periodo. Abbiamo avuto l'approvazione per l'utilizzo in 5 ospedali in Lombardia ed è il primo modello sperimentale di modello predittivo che è andato in clinica in assoluto in ambito Covid. Poi che è successo? È successo che sono arrivati i vaccini e nel momento in cui noi stavamo chiedendo l'autorizzazione per l'utilizzo nei 5 ospedali, con i vaccini i ricoveri sono crollati. Mi è venuta la voglia di diventare Novax a quel punto, vista tutta la fatica che ho fatto per sviluppare questo modello, però ovviamente ci ha tolto le castagne dal fuoco. Ma c'era rimasto un importante insegnamento. Si poteva portare in clinica un modello predittivo se questo modello veniva fatto secondo dei criteri che ora vi farò vedere. A questo punto noi avevamo deciso che
quello che dovevamo fare l'avevamo fatto. Io faccio un altro mestiere, non faccio l'intelligenza artificiale, Antonio è un radiologo. È stata Microsoft che ci ha ricontattato dicendo guardate che noi attualmente a livello mondiale non siamo mai riusciti ad avere una partnership che in breve tempo abbia portato in clinica una soluzione predittiva come questa. Volete diventare partner privilegiati di Microsoft in ambito healthcare? Ovviamente la domanda successiva è quanto? E diciamo l'offerta era generosa, per cui loro ci mettevano a disposizione risorse per fare degli studi proof of principle, cioè degli studi che ci permettevano di capire se quello che avevamo sviluppato su Covid era applicabile in altre patologie, dall'oncologia alla neurologia, alla diabetologia e così via. A quel punto però il punto che ho fatto è va benissimo, facciamolo, ma io voglio capire perché falliscono i 120.000 lavori di cui parlavamo prima, perché non abbiamo soluzioni. Quindi quello che abbiamo fatto prima di iniziare con tutto il gruppo dei nostri collaboratori, abbiamo fatto un'analisi, una meta-analisi delle pubblicazioni scientifiche in questo ambito e siamo andati a vedere quali erano gli aspetti rilevanti in quelle pubblicazioni per cui quei lavori non venivano messi a terra come soluzioni pratiche per i pazienti. E gli aspetti negativi erano questi che vedete in rosso fondamentalmente. Uno, c'era un grosso bias nella selezione dei dati, nella quella che si chiama l'exploratory data analysis, cioè la fase di pulizia dei dati iniziale, e secondo, i modelli sviluppati non erano stati sviluppati in accordo con quelle che sono le regolamentazioni internazionali, quindi non sarebbero mai potuti essere applicati in un ospedale perché non sono compliant con le regole rispetto alla privacy, rispetto alla sicurezza e tutto il resto. Per darvi un esempio, molti modelli che è presente, poi arrivo a, quando vi annoiate alzate la mano io mi fermo, molti dei modelli che sono stati sviluppati in quelle pubblicazioni sono modelli di tipo black box. Che cos'è un modello black box? Io do in pasto a una serie di algoritmi i miei dati e gli chiedo di rispondere a una specifica domanda. Poi veniamo sul come vanno poste le domande, ma ci arriviamo fra un secondo. In questa tipologia di metodi machine learning, l'algoritmo decide quali parametri mi permettono di dire questo paziente risponderà e questo no alla terapia. Okay? Io non so però qual è il razionale dietro quella decisione. E perché questo è un problema? Perché c'è un problema di responsabilità. Chi è responsabile se il medico sbaglia? Il medico o l'algoritmo? O chi ha fatto l'algoritmo? Ovviamente è responsabile il medico. Un medico non può utilizzare un sistema chiuso non spiegabile come quello perché non sa esattamente come funziona. Tra l'altro, immagino che voi lo sappiate, ma quando un medico si trova di fronte a un paziente, tipo un paziente oncologico, a cui deve dare una terapia che funzionerà nel 45% dei casi, non è il medico che decide se dare la terapia o no, è il paziente. Quello che il medico deve fare, deve spiegare correttamente al paziente: questa è la tua situazione, queste sono le alternative che hai, queste sono le percentuali di fallimento o di successo, questi sono gli effetti collaterali a cui andare incontro, decidi tu che cosa vuoi fare. Ok? Come puoi spiegare a un paziente se non sai come hai preso la decisione? Perché non hai gli strumenti in mano. Quindi dobbiamo usare un altro tipo di algoritmi che si chiamano white box. Questi sono modelli, qui l'ho messo semplificato, ce ne sono diversi tipi, ma fondamentalmente immaginiamoli come se fossero degli alberi decisionali. Questo algoritmo mi dice esattamente la procedura che ha seguito per ottenere la risposta che io volevo. Io in qualsiasi momento posso decidere: mi convinci, no, qua non mi convincono, non lo uso, sono io responsabile della decisione. Okay? Quindi noi dobbiamo usare modelli white box. Qual è il problema? Quelli sono molto più performanti di questi. Cioè la capacità di successo di quell'algoritmo là è migliore di questa. E infatti noi poi con l'esperienza abbiamo sviluppato un sistema misto tra i due, che poi vi farò vedere in un attimo. Quindi fondamentalmente molti dei lavori black box non sono utilizzabili per definizione in ambito clinico. Possono funzionare se io devo far guidare una macchina sola in una simulazione aerospaziale. Ma io dico sempre grazie, la macchina l'ho fatta io, le strade le ho fatte io, le regole stradali le ho fatte io, ci manca pure che non riesco a simulare. Del paziente io non sono accidenti, non posso usare lo stesso criterio che uso per processi che sono stati creati dall'uomo. Questo è uno degli aspetti, per esempio. Poi ci sono aspetti
supponiamo che io ho un modello che funziona. Perché non l'ho in ospedale? Perché quel modello non risponde a tutta una serie di criteri che sono etici, di sicurezza e legati alla privacy dei pazienti. Noi dobbiamo rispondere a tutta una serie di regole che devono dare luogo a trasparenza, interpretabilità, democraticità dei dati che utilizziamo, riproducibilità, privacy, sicurezza, eccetera. Ora, molti dei paper sviluppavano modelli che non rispondevano a queste caratteristiche, quindi che cosa abbiamo fatto noi? Facendo un lavoro che non ci compete, perché ripeto, siamo medici, però con l'aiuto dei legali siamo andati ad analizzarci tutta la regolamentazione GDPR, le AI Act, sia nazionali che europei, i modelli ISO 42001 che sono gli standard per l'applicazione di modelli di intelligenza artificiale in pratica e così via. Siamo andati a vedere quali erano gli aspetti critici di queste regolamentazioni e abbiamo sviluppato processi, protocolli e strumenti che fossero compliant by design, quindi dall'inizio, con quelle regolamentazioni. Sulla base di questi processi noi abbiamo poi successivamente definito quale doveva essere la pipeline di attività dal momento in cui sviluppavo una domanda al momento in cui generavo il modello e lo validavo, basandosi solo su processi standardizzati, tutti compliant con le regolamentazioni. Questo che cosa ci garantiva? Intanto che in qualsiasi momento io volevo certificare questo modello per un uso clinico, io ero già compliant con tutte le regolamentazioni dall'inizio, quindi non avrei avuto problemi. Punto secondo, io posso riprodurre questo modello in qualsiasi momento, quando voglio, perché ho usato processi standard. Fatto questo studio che è stato piuttosto importante, con Microsoft abbiamo disegnato la prima struttura di una piattaforma. Che cosa volevamo fare noi in questa piattaforma? Che cosa abbiamo chiesto a Microsoft? Io gli ho detto quello che era, quello che in inglese si chiama un wishful thinking. Che cos'è il mio sogno? Il mio sogno è schiacciare un bottone e ottenere l'oroscopo. Questo è quello che io volevo. Come lo devo ottenere? Prima di tutto devo andarmi a prendere i dati. Ma dove sono i dati? Beh, i dati sono parcellizzati in varie banche dati dell'ospedale. Sotto che forma? Beh, alcune forme sono digitali, ma ho dati testuali. Le cartelle cliniche sono cartelle di testo. Allora, o recluto una coorte di amanuensi, normalmente specializzanti, oppure devo trovare un sistema per leggere automaticamente quelle cartelle, estrarre i dati, ma una volta che ho estratto i dati non basta. Io quei dati li devo riconoscere. Devo dargli una nomenclatura che sia internazionale, standard per tutti quei dati lì. Noi, non so se voi lo sapete, ma ogni termine medico che noi utilizziamo è classificato secondo un'ontologia internazionale, UMLS, LOINC, SNOMED, ce ne sono diverse. Okay? Quindi abbiamo prima di tutto chiesto che la piattaforma fosse in grado di prendersi i dati dall'ospedale, poi che fosse in grado di consentirci di disegnare uno studio. Io voglio pormi una domanda e poi dico alla piattaforma, rispondo a questa domanda, questi sono i pazienti che io voglio, vammeli a cercare. Trovami tu in tutte le banche dati i pazienti che rispondono a questi criteri di inclusione e di esclusione, dammi una coorte che sia significativa. Terzo, io volevo analizzare questi dati secondo le procedure che vi ho detto prima. Quindi dovevamo creare tutta una pipeline di processi che ci permettesse di essere compliant con le regolamentazioni. Microsoft ha detto sì, ci vuole niente, lo facciamo noi. Ha detto sì, va bene, ma io non mi fido, per farlo mettiamo insieme, da questo momento in poi si era ribaltata la situazione, Microsoft ci aveva dimostrato che potevamo farlo, adesso noi compravamo da Microsoft la soluzione, quindi noi eravamo a questo punto acquirenti e loro venditori. Okay? Questo cambia diciamo, i rapporti, finché sei un collaboratore al momento in cui ci metti i soldi, un sacco di soldi, per fare questa piattaforma. Io ho detto sì, ma contemporaneamente applichiamo, mentre la sviluppiamo, la utilizziamo per mettere a terra almeno 4 progetti, uno dei quali era quello sul tumore al polmone di cui vi ho parlato. Perché lo volevo fare?
perché mentre sviluppavamo il progetto sulla piattaforma in via di sviluppo, potevamo individuare i punti deboli della piattaforma, tecnicismi che non ci permettevano di procedere, e quindi la piattaforma è stata costruita secondo un'architettura iniziale, ma è stata modificata nel tempo con trial and error. Man mano che qualcosa non funzionava la sostituivamo con altre soluzioni. E lo stato dell'arte è quella che vi mostro nel filmato. Vedete esattamente la piattaforma così come l'abbiamo sviluppato. La piattaforma è stata sviluppata su cloud, quindi con criteri di sicurezza elevati. Abbiamo su 3 strati. Il primo strato di piattaforma è in grado di catturare dati da tutte le banche dati dell'ospedale. Galileo sono dati testuali. Abbiamo un sistema che si chiama Text Analytics for Health, che legge i testi, estrae i dati e automaticamente li classifica secondo le ontologie internazionali. Abbiamo capacità di recuperare tutti i dati di laboratorio, i dati di anatomia patologica e i dati delle immagini. Abbiamo collegato anche alcune banche dati importanti, per esempio il nostro istituto di urologia a San Raffaele è molto importante, raccoglie dati da 20 anni ben strutturati, siamo in grado di accedere a quella banca dati e recuperare dati. Abbiamo sviluppato un sistema che ci permette di fare studi multicentrici. Tutti i dati sono incamerati secondo un protocollo standard di utilizzo dati sanitari che si chiama FHIR. Poi il secondo livello è il secondo sogno che avevo. Io voglio porti la domanda e tu mi devi rispondere, trovami i pazienti. Questo secondo livello fa esattamente questo. Io impongo criteri di inclusione ed esclusione e la piattaforma, o dalla banca dati della piattaforma o dalle banche dati dell'ospedale, mi va a recuperare tutti i pazienti che rispondono a quelle caratteristiche e mi fornisce una coorte. Se la coorte non è sufficiente, amplia il raggio di ricerca. E nel frattempo correla i dati. Se ci sono dati che viaggiano nello stesso, 2 parametri che viaggiano nello stesso modo o in modo contrario, cioè sono legati tra di loro, la piattaforma già me li mette in evidenza e questo mi aiuterà allo sviluppo del modello successivo. Il terzo livello è questo qua, il livello in cui noi, avendo i dati, avendo definito la coorte, andiamo ad analizzare i dati e abbiamo una piattaforma incredibile con una serie di strumentazioni che ci permettono di fare modelli black box e white box in maniera praticamente semi-automatica. I modelli black box sono totalmente automatici, cioè gli do i dati, ho un sistema che mi corre decine di modelli in parallelo e nel giro di poche ore mi dà il risultato e io decido da quelle che sono le performance quale modello voglio utilizzare. Una volta che ho girato i modelli black box, prendo i parametri che un modello white box non sarebbe stato in grado di individuarmi e creo altri corti di parametri e li faccio girare sui modelli white box, così ho un modello totalmente spiegabile. Alla fine abbiamo poi ottenuto un grosso finanziamento, abbiamo scritto un progetto di cui non potevamo essere capofila perché siamo università privata, finanziato con 126 milioni di euro. Questo progetto ha permesso di aggiungere funzionalità alla piattaforma per renderla disponibile sul territorio nazionale. Questo sistema si chiama sistema federato. In pratica qual è uno dei problemi grossi? Se io sono un ospedale e lui è un altro ospedale, puoi fare l'ospedale un momento, lui ha dei dati, vuole creare un modello sui suoi dati, quello che deve fare allo stato dell'arte è darmi i dati, me li deve trasferire a me, ma ci sono tutta una serie di problemi di privacy, di valore del dato, per cui questo sistema federato mi permette consente di generare un modello a casa sua senza trasferire i dati, perché sono io che gli fornisco su una partizione cloud privata tutte le risorse della piattaforma che gli servono per generare il dato. Quindi io i suoi dati non li vedo mai, li metto a disposizione della piattaforma, ovviamente riceverò il modello e questo mi servirà per esempio quando ho un modello, se lo voglio far validare in N ospedali esterni, userò questo sistema. Questa organizzazione, Satya Nadella, non so se lo conoscete, è il CEO e l'amministratore delegato mondiale di Microsoft, che in una recente conferenza ci ha indicato come uno dei 5 progetti leader di Microsoft del 2024 ed è l'unico che è uscito in ambito sanitario in questo ambiente, per cui è una cosa di cui andiamo particolarmente orgogliosi, anche perché si è tenuta a Roma quella conferenza. Attualmente su questa piattaforma noi stiamo facendo girare 21 progetti di ricerca che hanno sia una valenza oncologica che neurologica in ambito di diabete, molti in ambito cardiovascolare,
un progetto Blandish che vedete lì nell'ambito della terapia intensiva neurologica, con domande diverse. Che cosa significa però porre una domanda? Quando io vi ho detto mi interesserebbe sapere quali pazienti rispondono o no alla terapia del tumore al polmone, beh, quando io faccio questa domanda a un data scientist mi dice non ho capito. Eppure a me sembra semplice come medico. E il non ho capito significa che cosa vuoi misurare. Che cosa significa per te rispondere o non rispondere? Il paziente muore o non muore? Hai una progressione della malattia della massa tumorale o non hai una progressione della massa tumorale? Hai nuove metastasi o non hai nuove metastasi? Io devo definire la domanda secondo un parametro che sia misurabile. In altre parole, devo rendere quella domanda matematicamente modellabile. Okay? Questo che cosa richiede? Richiede ovviamente la creazione di una, sono andato avanti, dovevo prima farvi vedere questo, di una squadra che deve essere ovviamente interdisciplinare. Allora, i vari progetti sono qui mappati su una linea, 2 li abbiamo completati e uno di questi è sul tumore al rene, rapidamente volevo mostrarvelo. Nel tumore al rene, un particolare tipo di tumore al rene si chiama cellule chiare. I pazienti operati, nel circa 20% dei pazienti operati di questo tumore, una volta che viene analizzato il pezzo operatorio, si scopre che il tumore era benigno, circa il 20% dei pazienti. Questo perché non sempre è possibile in quelle forme tumorali, in quella sede, fare una biopsia prima. Secondo, c'è una certa quota di pazienti che muore entro 5 anni dall'intervento per cause indipendenti dall'intervento e dall'operazione. Quindi qui abbiamo un problema di cosiddetto overtreatment, cioè io opero un paziente che probabilmente ha un'aspettativa di vita troppo bassa o ha la possibilità di, non ha una forma così aggressiva poi del tumore da richiedere un intervento, e quindi io vorrei sapere prima di fare l'intervento quali pazienti mettere su un protocollo di scusatemi, no, non sono io, anche perché non l'ho silenziato, ora di silenzio, e comunque su un protocollo di follow up stretto in maniera tale da seguirlo nel tempo. Ora, attualmente esistono delle linee guida internazionali, ogni volta che noi sviluppiamo un modello poi facciamo quello che si chiama un benchmarking, cioè andiamo a confrontare le performance del nostro modello con quelle che sono le linee guida attuali esistenti per vedere se performiamo meglio. Quindi quello che siamo andati a fare, siamo andati a utilizzare tutta una serie di dati, prima black box, poi white box, identificando dei parametri rilevanti, e voglio solo farvi vedere questo grafico. Questo è il grafico che ci permette di dire che capacità ho di discriminare pazienti sui quali è meglio intervenire o non meglio intervenire seguendo le linee guida. Queste sono le performance che otteniamo con il modello che abbiamo generato. Guardate bene, alcuni dei parametri sono esattamente quelli delle linee guida, il che va bene perché vuol dire che non sto inventando qualcosa che non esiste, sto seguendo anche quella che è l'esperienza medica, ma ho aggiunto 2 parametri che non erano così evidenti all'analisi del medico. Ora, qual è il vantaggio? Che questo è un metodo per discriminare quello che sarà il destino di quel paziente dopo l'intervento. Non esistevano metodi per farlo prima dell'intervento. Noi con questa performance, prima di fare l'intervento, siamo in grado di stabilire se quel paziente è bene operarlo o è bene metterlo su un programma di follow-up continuo. Significa meno rischio per il paziente, meno costi per il sistema sanitario nazionale, maggiore razionalizzazione delle attività di un reparto. Ovviamente non basta aver sviluppato un modello, bisogna anche usarlo. Allora, qui c'è un sistema di classificazione internazionale che si chiama tripod, che va da 1 a 4. I nostri modelli sono sviluppati tutti tripod 4. Che cosa significa? Tripod 3 devono essere validati su coorte di pazienti che non sono quelle iniziali, quindi devono essere al di fuori del nostro ospedale e non dobbiamo mai aver visto quei pazienti, e i 2 modelli che abbiamo portato a termine sono stati validati in questo modo con buon successo. Il livello 4 dobbiamo aver sviluppato un'interfaccia che permetta al medico di inserire i dati del paziente
e ottenere la risposta. In che modo? Livello di rischio rispetto alla domanda, performance del paziente rispetto alla popolazione generale. In alto quel grafico che vedete là sopra si chiama SHAP, mi dice quanto impatta ciascuno dei parametri rilevanti nella decisione che ha preso l'algoritmo. Quindi io posso decidere, ma questo mi dà anche un altro aspetto importante. Supponiamo che uno di quei parametri, un parametro me lo sto inventando adesso, colesterolo alto, non c'entra niente, ma giusto per darci un'idea, è uno di quelli che mi rende quel paziente su una prognosi più negativa, sapendo che quello è un parametro che sta impattando negativamente. Io posso anche decidere di curo il paziente per il colesterolo e poi lo rivaluto nuovamente per vedere in quale coorte di pazienti va a finire. Quindi non solo mi dice allo stato dell'arte se quel paziente è meglio intervenire o no, ma anche che cosa potrei fare per i pazienti sui quali è meglio non intervenire, per esempio per renderlo più disponibile all'intervento. Questa è la squadra che abbiamo creato, attualmente siamo una ventina di persone, io lo chiamo l'asilo d'infanzia perché abbassa l'età media mia, la mia età media unica, di parecchio. Sono tutti ragazzi laureati in fisica, informatica, matematica, sono ingegneri biomedici e quindi fanno data scientist, data analyst, computer scientist. Abbiamo una squadra dedicata alle analisi delle immagini. La squadra per essere completa ha bisogno di rapporti continui con i clinici. Questi sono è il gruppo che devo coordinare per le varie patologie di cui vi ho mostrato e le interazioni che abbiamo con le aziende, e questi sono i finanziamenti che siamo riusciti a ottenere, particolarmente grato a questo progetto PNC, che è un PNRR che ci ha dato le strumentazioni, ma anche il partenariato che ci sta permettendo di portare la piattaforma a una distribuzione più nazionale e non solo all'interno del San Raffaele. E io direi che con questo ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione. Carlo è un bellissimo esempio di quella che oggi appunto chiamiamo medicina di precisione e anche di come si deve procedere e si dovrebbe procedere nel campo della sanità. Fortunatamente in Italia qualche esempio di buona sanità ce l'abbiamo, anche se magari difficoltà ce ne sono anche a Milano, diciamo qualche difficoltà, però il valore dei ricercatori e le capacità di mettere insieme diverse tipologie di ricercatori è sicuramente un elemento vincente. Prima di fare altre domande voglio sentire se ci sono richieste di chiarimenti, commenti, curiosità. Per portarlo a livello nazionale questo tipo di diagnostica, prognostica, che sarebbe fondamentale, perché basta vedere il tempo che ci vuole per essere visti in un pronto soccorso, ad esempio. Quindi come lo vedi? Allora, quello che stiamo facendo attualmente nell'ambito delle 5 patologie incluse in questo progetto qui indicato in verde è sviluppare i modelli predittivi su 5 domande specifiche per 5 patologie che sono tumore metastatico, metastasi epatica di tumore al colon, tumore del sistema nervoso centrale, diabete tipo 1, sclerosi multipla. Queste sono le patologie che stiamo seguendo. E quando il modello è sviluppato, questo modello viene messo a disposizione su una piattaforma che Cineca, conoscete, insomma, Cineca è il centro di calcolo principale che abbiamo a livello nazionale. Cineca sta sviluppando una piattaforma che consente la fruibilità di questi modelli da più enti, che saranno prima di tutto quelli all'interno del progetto per tutta la fase progettuale e poi auspicabilmente anche all'esterno. È chiaro che un modello prima di essere utilizzato dovrà essere validato e approvato.
ma stiamo già creando quella che secondo noi deve essere l'infrastruttura. Ora, ci sono dei problemi secondo me importanti anche a livello nazionale. Uno dei problemi grossi è la cartella clinica elettronica. La cartella clinica elettronica, che tarda a venire, secondo me già nasce male, perché è stata affidata alle regioni. Okay. Che cosa significa? Che ogni regione, se non ogni ASL, si sta creando la sua cartella clinica elettronica. Il vantaggio della cartella clinica elettronica sarebbe quello che a livello nazionale io da Taranto posso andarmi a leggere i dati di Milano. Se faccio cartelle cliniche regionali, io questo vantaggio non ce l'ho, e lo stanno facendo gli altri paesi invece. Allora, per esempio, queste scelte sono scelte importanti. Secondo me questa scelta qui questa attività andava avvocata centralmente e sviluppata non regionalmente. Questo già per dirti un problema. Quindi noi potremo mettere a disposizione i modelli attraverso il CINEE, che poi vedremo, ma fondamentalmente quello che noi vorremmo fare è segnare il passo. Cioè, secondo me in questo momento ci sono poche attività, ma non solo in Italia, anche a livello internazionale. Ho dimenticato di citarvelo, ma quelle linee guida che noi ci siamo dati sono state adottate adesso su un lavoro che abbiamo pubblicato su JAMA recentemente dal network europeo che definisce quali devono essere i processi standard e i protocolli standard per l'utilizzo delle AI in healthcare. Il lavoro che abbiamo fatto noi è stato utilizzato come lo standard per entrare in quel network. Quindi quello che noi vorremmo fare è segnare il passo, cioè come secondo noi ci si dovrebbe muovere, con quale tipo di tecnologia, con quale tipo di strumentazioni, di approcci, eccetera. Questo perché un po' il peso del San Raffaele, essendo il più grande e anche il più produttivo ospedale di ricerca italiano, l'idea insomma che ti metti a servizio del paese anche in queste cose qua è abbastanza connotato all'interno dell'ospedale. L'utilizzo che poi se ne farà per ridurre i tempi di attesa, secondo me la domanda non è proprio corretta, perché quello prevede che tu metti a disposizione degli strumenti che sostituiscano l'attività del medico, che non è quello che noi vogliamo. Quindi ognuno di questi modelli predittivi devono essere intesi non come modelli che sostituiscono la capacità decisionale del medico, e non solo perché sennò finiamo in cassa integrazione, anche perché voglio dire, c'è un problema di conoscenza globale del modello. Bisogna vederli come degli strumenti, così come io chiedo di fare una risonanza magnetica, così come io chiedo di fare un esame di laboratorio, posso chiedere di avere una valutazione dello stato del paziente per quella specifica domanda e nella globalità di quello che ho analizzato tenerne conto o meno. Quindi noi dobbiamo considerare tutto questo degli strumenti aggiuntivi. Vi faccio un esempio. Se io come radiologo ho un tempo limitato per guardarmi un'immagine radiologica, posso fare una diagnosi corretta, posso definire tutta una serie di parametri standard che devo mettere nel mio referto, ma ci sono tutta una serie di altri dati che richiederebbero tempo e calcolo da parte dell'operatore per poter essere estratti, che migliorerebbero sensibilmente la mia capacità di discriminare due pazienti. Quello che noi stiamo cercando di fare in quell'ambito lì, per esempio, è trovare dei sistemi che estraggano questi parametri, fornendo al momento del referto al medico, al radiologo, quei parametri già calcolati e classificati secondo metodi standard, per cui il medico non deve andarseli a prendere, dice io ho visto quello che devo fare, la diagnosi che faccio è questa, le dimensioni della lesione sono queste qua, eccetera, eccetera. In più ti posso dire che grazie a questi parametri questa lesione non è A, ma è A.2, insomma, non so se mi sono spiegato. Quindi dare degli strumenti di supporto. Uno strumento di supporto non necessariamente riduce i tempi di attesa. Uno strumento diagnostico, di analisi diagnostica automatica, sì, ma io un sistema di diagnosi automatica che sostituisca il radiologo non me ne fiderei. C'è un esempio recente di una soluzione approvata negli Stati Uniti con grande battage pubblicitario anche sui giornali, pubblicata su Nature, eccetera, eccetera. Noi ci siamo guardati quel lavoro,
Ora non ne voglio fare un problema calcistico, io tifo Napoli e ovviamente tutti i complimenti sono accetti, ma quello discrimina bianchi e neri, ok? Cioè discrimina due situazioni che un qualsiasi medico, anche specializzato, è in grado di discriminarle già per fatti suoi, non ha bisogno del... Qual è il punto? Sono i grigi in mezzo, cioè nelle soluzioni intermedie in cui un paziente lo devi classificare non perché è eclatantemente in una zona o in un'altra, ma perché è in una fascia grigia dove hai bisogno di altri dati. Beh, sistemi automatici non esistono allo stato dell'arte. Lì quei sistemi migliorerebbero i tempi. Attualmente possiamo migliorare l'efficienza. Non spendiamo soldi inutili, razionalizziamo i flussi in ospedale e così via. E miglioriamo ovviamente la cura del paziente. Carlo, due domande. Ok, una, quello che hai detto proprio adesso mi sembra estremamente importante, cioè il problema delle cartelle cliniche digitalizzate su base regionale. Allora mi domando, tu credi che questo sia un processo irreversibile oppure forse è l'ultima spiaggia per cercare magari tramite la conferenza Stato-Regioni o qualche forma istituzionale di tornare indietro, perché mi sembra fondamentale questo, anche non solo per quello che avete fatto fino adesso, ma per quello che uno può prevedere succederà in un prossimo futuro. Quindi questa è la prima domanda. E la seconda domanda, cioè, che ti faccio, mi sembra che sia fondamentale anche decidere che cosa si intende per paziente guarito, non guarito, migliorato, eccetera. Esistono già a questo proposito degli standard, delle cose accettate, o diciamo sostanzialmente anche questo è un qualcosa che vi dovete inventare caso per caso, patologia per patologia? No, due domande molto interessanti. Allora, la prima è solo una questione di soldi, cioè niente è irreversibile, però se per alcune regioni si può cercare di capire che processi hanno messo in campo e se sono tra di loro, come dire, interfacciabili, magari io non immagino che abbiamo tanti modelli diversi di cartella clinica elettronica quante sono le regioni, alcune probabilmente potranno già essere messe a fattor comune. Poi dopodiché bisogna investire nuovamente, se lo vogliamo fare a livello nazionale, e rifarla. Cioè io non sono un esperto, ma la vedo così. E dipende molto che protocolli stai utilizzando, che interfacce stai utilizzando, cioè è un problema proprio tecnico. Io ti ripeto, parlandone nell'ambiente che sto frequentando, non è una situazione che è facilmente risolvibile se non con investimenti importanti. Tieni presente che però la cartella clinica elettronica ha un altro aspetto importante, che è quello che nella cartella clinica elettronica il medico inserisce quelli che sono i dati che sono richiesti dal Sistema Sanitario Nazionale. Quindi io ho una patologia, questi sono i dati che devo mettere dentro e metto quei dati. Per fare uno studio di questo genere qua io ho bisogno di altri dati. Allora, anche fare le cartelle cliniche elettroniche che possono essere con finestre modificabili, per cui io posso decidere di inserire tutti i dati che voglio io dentro e non solo bloccate, per esempio, anche questo qui è di nuovo, sono decisioni che vanno prese, però è una questione di soldi, semplicemente una questione di investimento. Secondo me l'attenzione ci sta arrivando, anche perché di fatto quando arrivi a poter usare un sacco di dati e poi non li puoi, cioè noi i dati li abbiamo, va bene, ma siamo noi. Allora ti dico, il fatto di aver preso i dati del San Raffaele non sempre è un lato positivo, perché noi raccogliamo i dati in maniera molto precisa, il che significa che se noi sviluppiamo un modello con i nostri dati che sono molto precisi, non è detto che quel modello funzioni in un altro ospedale. Quindi c'è bisogno di avere una commissione di coorti. La seconda domanda, la risposta è sì, per moltissime patologie. Nel campo oncologico, che è quello di cui mi interesso di più, sicuramente, che è uno degli ambiti più standardizzati della medicina, comunque in vari ambiti, anche nelle sclerosi multiple eccetera,
esistono dei criteri di assessment di quelli che sono gli outcome del paziente, quindi assolutamente seguiamo quelle linee guida là, però devi definire bene, come dicevo prima, che cosa intendi per rispondere o non rispondere, che cosa vado a misurare. E se misuro progressione della massa tumorale o sopravvivenza, sono due modelli diversi. Non posso applicare un modello all'altro, devo rifare il modello, non è un problema, ma devo essere preciso e risponderò a quella specifica domanda che ha come obiettivo quel preciso outcome. Bene, ci sono altri chiarimenti? Altre richieste? No. Beh, intanto ringraziamo Carlo Tacchetti per questa diciamo stimolante presentazione, anche se poi però ci lascia un po' di amaro in bocca. Sicuramente voi siete un esempio positivo, un'eccellenza a livello italiano, ma poi, come dicevamo, se poi questi dati non ritrovano e non vengono inseriti in un circuito nazionale che possa essere utilizzato per tutte le sedi, i fondi, il lavoro, le capacità e anche l'intelligenza artificiale, mi sa che alla fine non è che possano dare più di tanto. Ci vorrebbe magari un incremento di intelligenza politica, cosa che non diciamo che quello abbiamo. della cartella, adesso non vorrei dare l'idea che quello impedisce, era un facilitatore, certo, ma i dati li puoi andare a recuperare in un altro modo, insomma. Certo, se li avevi già lì su una cartella nazionale era tutto più semplice, però io credo che il processo di intelligenza artificiale in questo momento è inarrestabile, non possiamo non confrontarci con queste tecniche qui e speriamo che poi vediamo dove si riesca. Però io non sono negativo, anzi. Come? Non sono negativo, anzi sono... no, questo è confortante, cioè se tu che sei diciamo dentro al problema, se non anche sei perché negativo. mi sto divertendo tanto. Allora, dai, va bene. Anche questo è un aspetto positivo, importante. Nella ricerca bisogna anche divertirsi, se no poi diventa un po' pesante la cosa. Bene. Grazie ancora, complimenti per il tuo lavoro e ringrazio tutti. Ricordo che lunedì è festa della Repubblica, festeggiamo la Repubblica, ricordiamoci che siamo in una nazione, Italia, che è basata su certe caratteristiche che oggi molto frequentemente tendiamo a dimenticare. La prossima conferenza invece sarà giovedì e non ce l'ho qua, ce l'avevo qua, scusate che sbaglio. La prossima conferenza sarà giovedì, sarà una conferenza della classe di lettere, ecco, sarà giovedì 5 giugno alle 16:30, un po' prima del solito. Ci saranno Anna D'Albertis e Maria Camilla De Palma che parleranno del Museo del Castello d'Albertis. Anna D'Albertis è una storica dell'arte, parente del fondatore di questo museo. Il titolo è Marinaio Gentiluomo, la vita avventurosa di Enrico D'Albertis e il suo museo dimora, oggi Castello d'Albertis, Museo delle Culture del Mondo. Grazie e arrivederci.